Eccoci insieme cari telespettatori, quest'oggi parliamo di immobili in vendita, in acquisto, dati in locazione, insomma di questo bene straordinario che per tantissimo tempo è stato un bene primario di investimento per molti, di vita per quasi tutti quanti noi, e quindi di un mercato che molti non capiscono più dove sta andando, se c'è una ripresa, se sta crollando in certe località o meno. Poi naturalmente quando ci appropinquiamo al periodo di aperture, di liberalizzazioni finalmente, e quindi anche di vacanze, torna in auge l'affitto turistico, la locazione turistica, anzi sembra, parlandone, abbiamo parlato più volte anche in trasmissione con il settore turistico, più ancora diciamo così, degli hotel e quant'altro, perché le persone si sentono più tranquille, più sicure. Allora, indaghiamo nel mercato immobiliare della regione del Veneto, facendo il focus poi in vari territori con i nostri esperti. Esperto in assoluto è l'associazione di categoria, la FIAIP Veneto, Maurizio Torresan, presidente regionale, ben arrivato qui con noi. E ben arrivato anche Giuliano Dalmagro, delegato settore turistico FIAIP Veneto, nonché presidente Belluno. Grazie anche a lei. Quindi abbiamo anche la zona territoriale di Belluno che possiamo darci un'occhiata a come sta andando. Appunto, sono usciti i dati anche sul giornale. Come sta andando? Non si capisce mica tanto bene. Cresce il valore degli immobili oppure sta crollando, come sembra di estrapolare dai dati dei giornali? Le persone non hanno una valutazione chiara. Tanto proprio ieri sono arrivati tantissimi messaggi che dicevano di persone che avevano acquistato la casa, volevano venderla e il valore era purtroppo molto ridotto, con delusione di tanti. Cos'è? Diteci voi. Allora, usciamo da una situazione difficile l'anno scorso, 2020, una situazione che tutti abbiamo vissuto sulle nostre spalle del Covid, dove abbiamo avuto un calo delle compravendite rispetto al 2019, soprattutto il secondo e il terzo trimestre, primo e secondo trimestre. Il terzo trimestre ha cominciato a muoversi qualcosa e poi c'è stata un'importante ripresa, perché hanno ripreso anche le attività, in maggior parte le attività. Nel 2021, il primo trimestre, vediamo ancora che c'è questo trend di crescita che ha azzerato, diciamo, la perdita del primo trimestre 2020 come numero di compravendite. Per quanto riguarda i prezzi che lei mi chiedeva, sono due dati diversi, noi vediamo una stabilità dei prezzi. Se qualche cliente dice di non riuscire a prendere quello che ha speso, probabilmente l'ha acquistato in un periodo ancora 2006, 2007, 2008, dove c'era il mercato immobiliare molto elevato, perché da qui a 5-6 anni a questa parte i prezzi sono bene o male stabilizzati. E come vanno? Come sta andando il settore? Ci sono vendite, ci sono acquisti? È un settore in questo momento fermo? C'è una ripresa, come sembra esserci un po' in tanti ambiti, perché poi il settore immobiliare è strategico e fa da traino indotto per tanti altri ambiti. Certo, allora noi operatori del settore già da fine 2020 abbiamo visto un'importante ripresa, anche se in linea generale c'è stato un calo del numero delle compravendite, però nel 2021 abbiamo visto notevole ripresa, come dicevo prima. In questo momento siamo un po' preoccupati perché dall'aumento delle materie prime i costi potrebbero sicuramente, anzi lieviteranno soprattutto sul nuovo, e stiamo percependo un rallentamento del mercato proprio a causa di queste cose. Siamo positivi nel complessivo per quanto riguarda le compravendite, siamo preoccupati per quanto riguarda i prezzi, perché prevediamo proprio un aumento proprio a causa dell'aumento delle materie prime. A causa questo aumento delle materie prime di cui si parla tantissimo, perché è un dato di fatto reale, forse ancora non compreso bene da tutti quanti, perché gli addetti ai lavori lo sanno benissimo, è che magari il cittadino non riesce ancora a darsi una spiegazione, che è globale, purtroppo investe trasversalmente tutti i settori, dal bianco, l'elettrodomestico, che poi vedremo i risultati ai noi, fino a naturalmente arrivare alle famose ristrutturazioni col bonus che c'è il 110%, che anche lì. Il fatto che possa rallentare, perché se io vedo, parlavamo con i costruttori, che il mio immobile anziché costarmi X costa X più YZ, cioè tanto in più, le banche non è che ampliano il mutuo, lo sappiamo come funziona, quella è la cifra a disposizione e molte persone devono purtroppo ritirarsi dall'investimento. Non rischia di rallentare e bloccare addirittura tutto questo volano importante? Allora, diciamo che se io sapessi già
dove è arrivato il costo delle materie prime potrei fare anche un preventivo di spesa. Il problema è che molte imprese che si trovano a investire, a costruire nuovi fabbricati, non sanno se è finito questa escalation dei rincari delle materie prime e quindi si fermano, sono fermi un attimo perché non sanno calcolare esattamente quanto gli potrà venire a costare l'intera costruzione e quanto potranno mettere sul mercato. Questo va a incidere anche sul privato. Diciamo che il privato è una cosa per me, quindi è più sostenibile, posso avere anche più la pazienza di aspettare tempi lunghi. Lei mi citava del bonus 110, oggi per fare la pratica del 110, se ho un'abitazione singola o una bifamiliare, insomma penso che in 5-6 mesi riesco a farla, ma se è una struttura, un condominio, la procedura, l'iter è molto più lungo, quindi questo rallenta i tempi. Certo. Gli impresari si trovano fermi un attimo per capire quale potrà essere, una volta si vendeva sulla carta i prezzi, adesso venderli è un po' rischioso perché non sanno dopo se il costo potrà superare quello che loro avevano preventivato. Sì, questo è un altro, purtroppo è un punto di domanda enorme. Rincari delle materie prime, ma alla fine i soliti a rimetterci sono noi, i cittadini, anche voi che siete in mezzo tra l'altro. Colpisce tutte queste qua, non è che colpisce solo il cliente, colpisce noi, anche noi abbiamo una casa, anche noi dobbiamo acquistare la casa, anche noi siamo nel mercato, rallenta tutto, rallenta l'attività, rallenta il nostro lavoro, rallenta i desideri, le prospettive anche dei clienti che vedono allontanarsi e magari allungarsi i tempi. È una situazione momentanea che speriamo si risolva al più presto. Se mettiamo il focus per esempio a Belluno, visto che lei è presidente lì, dopo entriamo anche nel merito del turismo perché è un settore molto interessante, dal momento in cui si riapre il turismo naturalmente, perché poi c'è stata una... esatto. Com'è la situazione? Territorio bellunese? Territorio Può bellunese essere rappresentativo a livello regionale secondo lei oppure costituisce quei classici alvei particolari? Guardi, ormai penso che non sia possibile prendere un solo territorio e renderlo focus di tutta una regione, soprattutto una regione come la nostra che è molto variegata. Il territorio bellunese è un territorio di montagna, quindi è un territorio che è difficile, è un territorio dove la variazione dei prezzi delle materie prime è molto importante perché le realizzazioni che noi stiamo facendo, i nuovi edifici che vengono costruiti, hanno bisogno di diversa tecnologia, non possono fare numeri estremamente grandi, noi non abbiamo condomini da 40, 30, 25 unità abitative dove poter magari spalmare degli eventuali costi, le nostre palazzine sono più piccole anche per la struttura proprio paesaggistica che abbiamo, quindi penso che sarebbe difficile prendere il territorio bellunese come riferimento di un territorio nazionale. È ben vero quello che prima diceva il Presidente Torresan, che questa situazione dell'aumento delle materie prime sta mettendo in condizione i costruttori che erano ripartiti con spirito, con voglia, con anche entusiasmo, di dover guardare un attimo con più attenzione quello che possono essere i passi futuri. Chiaramente quando il mercato nuovo si ferma rallenta anche il mercato dell'usato, quindi delle case usate, perché se io non posso andare, non so bene quando verrà realizzata e finita la casa nuova che vado a comprarmi, magari anche mettere la mia sul mercato inizia a essere un pochino più difficile, sempre calcolando tempi e modalità di vendita e di acquisto. Questo è un po' il focus, che questo sì lo possiamo dire a livello regionale. Su Padova qualche dato, Presidente? Un attimo che c'è un messaggio che arriva ancora. Comprare una casa per investimento non è più conveniente. Con la scusa delle classi energetiche sono riusciti a creare un mercato che si inflaziona annualmente, come l'auto, compri l'appartamento che dopo un anno vale un terzo in meno. Furbacchioni. Cosa ne dice di questo messaggio? Comprare casa per investimento non è più conveniente. Allora, non so se è più conveniente metterli in banca i soldi, diciamo che secondo me è ancora conveniente comprare casa. Purtroppo la casa è il bene che è più colpito perché è lì, non si muove, e la politica è sempre attenta in questo, a colpire i beni che sono più accessibili, ecco.
Secondo me, io vedo dalle case che riusciamo a vendere, quei pochi che le acquistano per investimento, poi bisogna capire investimento cosa intende, se per affittare, certo, o se per andare a fare la vacanza. Ma poi dopo ne parliamo, ecco, di vacanze, perché adesso in genere sto parlando di locazione e penso di investimento, esatto, come... Gli anni trascorsi ci hanno insegnato che compravo una casa a 100.000 euro, poi c'era un mercato sempre in crescita e quando vendevo la casa a 130.000 euro ero contento. Oggi non è più così, però la casa mi dà anche una rendita. È vero che questa rendita è tassata, però è anche vero che posso avere degli sgravi fiscali, è anche vero che mi dà comunque un ritorno. Quindi secondo noi è un bene sempre sicuro, è sempre un bene rifugio e per me vale ancora la pena investire sull'immobile. Poi bisognerà stare attenti alla destinazione di questo immobile, che può essere... Perché sia una rendita deve essere messa a frutto sostanzialmente. Esatto, quindi bisogna vedere che tipo di immobile vado a comprare, se è un immobile vetusto o se è un immobile nuovo, perché se voglio una buona rendita devo dare anche un buon prodotto al cliente che me la cerca. Se è un immobile a uso vacanza, parlerà il Presidente Dalmagro, ha un altro tipo di investimento, un investimento che va a una fascia temporale più breve ma che mi dà la possibilità di avere sempre l'immobile libero e disponibile. Però ancora oggi diciamo che con la cedolare secca, se faccio una locazione normale con una cedolare secca al 10% o al 21% che mi riduce le imposte, se ho una buona locazione ancora un reddito l'immobile me lo dà. Certo, leggiamo anche il messaggio di... esatto, diceva mio padre ci comprava casa e terreni, ecco lo vediamo adesso insieme. Mio padre comprava terreni e case che dopo 20 anni hanno quintuplicato i guadagni, solo lasciandoli lì. Ora, è vero, era una cosa... Sì, prego. È verissimo quello che ha scritto in questo messaggio. 20 anni fa per comprare una casa, però il padre di questo vostro telespettatore faceva una tipologia di investimento che è diversa da quella che facciamo adesso. Negli ultimi anni i prezzi delle case sono cambiati, sì, sono diminuiti probabilmente sì, ma sono diminuiti nel valore assoluto, quindi la differenza, il delta che c'è tra gli immobili è rimasto lo stesso, non sono calati soltanto gli appartamenti che i privati devono vendere, sono calati tutti i prezzi degli appartamenti in una maniera che è pressoché identica. Quindi è vero, 20 anni fa compravo una cosa che costava, anche chi ha comprato gli immobili in lire e poi se li è rivenduti l'anno dopo dell'entrata dell'euro ha fatto un ottimo affare. Probabilmente se avessimo avuto tutti la sfera di cristallo saremmo rimasti tutti contenti. Ma quello che voglio dire è che l'investimento sul mercato immobiliare, diceva giustamente il Presidente Torresan prima, bisogna capire cosa intendiamo per la parola investimento. Se investimento vuol dire io compro casa per andarci a vivere, quindi la scelgo con le caratteristiche che piacciono a me e alla mia famiglia, e poi pretendo di rivenderla dopo 10-15 anni e guadagnare dei soldi, probabilmente non è sempre vero. Se io invece investimento immobiliare strutturo un acquisto di un immobile dedicato a qualcosa, che può essere la locazione agli studenti con l'università, può essere la locazione turistica, allora devo deciderlo prima, devo decidere qual è il mio target di investimento e poi qual è il mio target della clientela dove voglio investire, e quello secondo me rimane uno dei migliori investimenti che possiamo fare ad oggi. E qua entra in gioco anche il ruolo del mediatore, dell'agente immobiliare, che è una figura che si è evoluta, di cui parliamo tra poco, oltre a fare anche un focus se riusciamo in altre località. Un altro messaggio, arrivano tantissimi messaggi, l'avete mosso gli animi. La locazione turistica dipende dove ce l'hai, segue ovviamente il mercato turistico. Ad oggi se ce l'hai in città tipo Padova, con la pandemia è praticamente impossibile affittare guadagnandoci qualcosa. Diversamente se ce l'hai in località marittime o in montagna, allora sì, c'entra il fatto che i clienti preferiscono case ad alberghi, ed è quello che dicevamo prima. Risponderemo dopo il messaggio, dalla parola anche a lei, Presidente, che ha esperienza nel settore, oltre che naturalmente al Presidente di Belluno, che ci parlerà anche del settore turistico, quindi modalità di investimento e ruolo dell'agente immobiliare. Pubblicità.